Lo faremo attraverso una testimonianza e poi ci avviamo alla conclusione e ai saluti finali. Grazie. Buonasera a tutti. Non volevo dare le spalle a nessuno, ma mi metto comunque in mezzo, scusate. Allora, buonasera, io mi chiamo Trombetta Moira e sono candidata con Più Veneto in Europa. E a me l'arduo compito di sintetizzare in 2 minuti l'argomento famiglia e diciamo l'argomento disparità di genere, perché quando si parla di famiglia diciamo al centro c'è la questione femminile. E allora faccio una sintesi di tutto quello che si potrebbe dire, perché sarebbe un intervento almeno da un'altra ora come quello che abbiamo fatto fino adesso. Allora, prendiamola dal punto di vista economico. In Italia abbiamo una situazione demografica che è rappresentata con una piramide rovesciata, ovvero pochi giovani che nascono e il numero di anziani che aumenta. Il numero di anziani fortunatamente aumenta perché le cure mediche, la sanità, la nostra situazione sociale lo consente, e il numero di giovani diminuisce perché si fanno molti pochi figli. Questa è una conseguenza della situazione delle donne in Italia. E come vedete su questo palco ci sono solo io, c'è stata prima l'altra rappresentante, e questo è uno specchio della situazione femminile, perché in tutte le imprese, in tutte le università, nel commercio, ovunque ci sono molti più uomini e diciamo almeno un 30% di donne occupate in meno rispetto alla popolazione maschile. E le donne che sono occupate comunque hanno anche uno stipendio che è circa il 20-25% in meno rispetto a quello degli uomini. E oltre ad occuparsi diciamo del loro lavoro, quelle che lavorano devono occuparsi anche della famiglia, dei figli e molto spesso anche degli anziani che sono diciamo supportati dal sistema sanitario solamente se devono essere ricoverati, mentre se hanno bisogno di altre cure domiciliari sono totalmente a carico della famiglia. Ecco, questo peso fa occupare meno donne nel mondo del lavoro, o addirittura le scoraggia dall'entrare nel mondo del lavoro, e soprattutto le scoraggia dall'avere figli o dall'avere un secondo figlio. Ma perché ne parliamo stasera che stiamo parlando di economia? Perché questo coinvolge anche gli uomini. Si è accennato al fatto che la spesa pensionistica è in aumento, ed è vero, e se non interveniamo per aumentare l'occupazione femminile, a un certo punto il sistema avrà un crollo. Quindi l'occupazione femminile e l'adeguamento dei salari delle donne a quello degli uomini è una questione economica, non è solamente una questione di parità di genere. Poi si è molto parlato dell'istruzione e mi fa piacere. Allora, intanto, sì, sarò più veloce. Cominciamo dall'asilo. In Europa il 33% degli asili è diciamo pubblico. In Italia arriviamo a malapena al 25%, vuol dire che una famiglia, una donna che ha dei figli deve spendere di più o deve trovare un asilo più lontano per portare i propri figli. Poi i figli, quando cominciano ad andare a scuola, diciamo, c'è uno stereotipo per cui le bambine, le ragazze
non vengono incoraggiate a studiare materie scientifiche, che sono poi quelle che sono più richieste nel mondo del lavoro, che sono quelle con cui si hanno maggiori chance all'uscita dall'università, e le conseguenze sono quelle che hanno detto gli illustri professori prima di me, cioè che poca occupazione oppure una fuga verso l'estero. Chiudo prima che mi caccino, che mi caccino dal palco, però facendo un commento su un'altra cosa, riguardo all'evasione. Scusate, ma mi permetto anche di intervenire sull'evasione. Allora, perché io sono un caso particolare, io sono un ingegnere, quindi sono donna, ingegnere edile, quindi conosco, diciamo, un pochino il mondo delle costruzioni. Quello che si accennava prima, uno di quelli dove c'è più evasione, insieme a quello dell'agricoltura. E intervengo dicendo che c'è molta evasione anche perché c'è poca tutela dei lavoratori. Sono due settori in cui gli immigrati irregolari sono molto impiegati, e quindi grazie a loro si riesce a fare molto nero. Ecco, magari uno degli interventi pratici che servirebbero sarebbe la regolarizzazione degli immigrati per poter limitare un po' anche l'evasione fiscale. Ecco. Grazie, e ricordatevi, trombetta.